Benvenuti al Comunale del Latte Dolce, da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Torres Spezia contro il Riccione, che verrà recuperata il 18 dicembre, subito prima occasione per la Torres dopo una manciata di secondi. Tiro del numero 11, Torres che ha già recuperato palla, il destro incrociato di Marinic, prova ad aggirare la diretta marcatrice, il cross sul secondo palo per Dasara, calcio d'angolo sul secondo palo, non esce Savizkait, palla che rimane lì e Pucita a diforarsi il punto dello 0-1, Torres che rischia sulla palla inattiva, poi l'imbucata mancina per Dasara, entra in area di rigore Dasara, tu per tu con Pucita, la beffa con la punta, Torres in vantaggio, 36esimo minuto, nel corso del primo tempo il gol di Arianna Dasara a sbloccare una partita che si stava un po' complicando. Poi Marinic entra in area di rigore il numero 9, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Ladu sul palo, premiando il movimento di Marinic che aggira l'avversario, mette palla sul secondo palo, Ladu controlla col destro, a rimorchio per Campesi, il destro piazzato di Campesi che se la cava Pucita per sedere un'avversaria, poi osserva il piazzamento delle compagne, sceglie il secondo palo, colpo di testa di Ladu, il terzino Lettone, bella palla tesa sul secondo palo, libera per un attimo lo Spezia, poi piazza Lombardo a centimetri dal 2-0. Lato corto dell'area, il cross sul primo palo, Campesi prova il volo, bella l'imbucata per Dasara, sul secondo palo arrivano la due Fancelli, il pallone per Ladu che quasi entra in porta col pallone, 3-0 Torres al 81esimo, il gol di Maria Grazia Ladu. A sinistra del Francia ancora Bengasi che si libera sullo stretto di Soggio e Campesi, poi prova al destro da fuori, cerca la gloria personale, Fossoggia del Francia prova il sinistro, vicinissimo al gol della bandiera, Soggiu da Soggia, e questa l'ultima giocata di questo Torres Spezia dal Comunale del Latte Dolce di Sassari. Vince la Torres, lo fa con il punteggio di 3-0.